Approvati nel decreto rilancio a firma dell'onorevole veneziano Nicola Pellicani 2 emendamenti per Venezia. Il primo stanzia 20 milioni per rinnovare la flotta ACTV con vaporetti ecologici. Il secondo prevede lo stanziamento di 1 milione riservato ai residenti nella gronda lagunare per rottamare motori inquinanti a due tempi delle barche con motori elettrici, sostituendoli con motori elettrici. Ecco, mi sembrano due misure di grande importanza, di attenzione nei confronti di Venezia, che si aggiungono all'estensione del super bonus al 110% anche per Venezia. Anche questa è una battaglia condotta in Parlamento. Ecco come saranno articolati i 20 milioni. 5 milioni entro il 2020, quindi nel giro di 6 mesi, 10 milioni nel corso del 2021 e altri 5 milioni nel corso del 2022. Certo, queste risorse a favore di ACTV, che è una delle aziende di trasporto pubblico locale più colpite dalla crisi derivante dal coronavirus, si aggiungono ai 500 milioni di euro complessivi messi a disposizione sempre dal decreto rilancio per le aziende del trasporto pubblico, in proporzione alle perdite che hanno avuto. Quindi è realistico pensare che qualche altra decina di milioni arriveranno alle CTV attraverso quest'altro articolo sempre del decreto rilancio. Un risultato, evidenzia Pellicani, ottenuto anche grazie alla collaborazione con il sottosegretario all'economia e candidato sindaco a Venezia Pierpaolo Baretta. È stato un gioco di squadra col sottosegretario Baretta, che è il nostro candidato sindaco a Venezia, ed è soprattutto una risposta con i fatti alle polemiche che leggiamo quotidianamente sui giornali, ai piagnistei dell'amministrazione comunale. Fatti, non piagnistei. Non dimentichiamo il sostegno arrivato con oltre 80 milioni di euro subito dopo l'alluvione con la qualita eccezionale del 12 novembre dello scorso anno. Non dimentichiamo i buoni spesa con circa 1,5 milioni arrivati nel corso del lockdown, cioè l'attenzione nei confronti di Venezia è costante. Se il bilancio del comune è messo bene è grazie alle risorse e all'attenzione dimostrate dal governo e in particolare con il sostegno che abbiamo dato alla Camera.